Da Tortolì a Girasole 1300 metri di infrastruttura per alleggerire la rete di Villacidro e garantire acqua a 6 comuni. Il servizio di Daniela Usai. Un passo avanti nella gestione dell'acqua nell'impianto di potabilizzazione di Tortolì a Banoa ha presentato la nuova condotta adduttrice. Porterà l'acqua direttamente a Girasole e allo stesso tempo ridurrà la pressione sulla rete di Villa Grande, da cui dipendono 6 paesi che nei periodi di siccità hanno sofferto gravi carenze. Risolviamo un problema molto sentito dal comune di Girasole, in particolare un comune che era legato a una vecchia condotta molto ammalorata che si rompeva con grande frequenza. Un intervento da 360.000 euro che potrà risolvere una delle criticità più sentite in estate. 1300 metri di condotta realizzati su un impianto dotato di sistemi di monitoraggio della pressione. Con questo passaggio noi oggi diamo alla nostra comunità veramente una risposta concreta sul discorso della qualità dell'acqua ed anche della quantità. E a questo punto Girasole, che viene alimentato direttamente da Tortolì, avrà un approvvigionamento di 5 litri al secondo che consentirà in autonomia di risolvere il problema storico. La sfida costante, garantire acqua in quantità e qualità adeguata e chiudere la stagione delle emergenze idriche. Trarremo lezione dagli errori del passato, faremo in modo che i nuovi contratti consentano di avere un sistema di manutenzione più efficiente. In più stiamo mettendo in campo delle squadre operative direttamente dipendenti da Banoa, nostri dipendenti, che nel corso di mesi vedremo anche l'effetto di questo accorgimento.